Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, bentrovati al nostro ultimo appuntamento settimanale con Autodaffè, come tutti i venerdì, e lo ringrazio davvero per questo, in collegamento con il professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia dell'Università Bocconi. Professore, grazie e buongiorno a Grazie a te. voi tutti, buongiorno. Allora, questa mattina partiamo da un testo di cui si è parlato, non so quanti lo abbiano letto per intero, è l'enciclica, la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas e che si occupa di questioni che attengono, credo, molto profondamente anche al tuo mestiere, alla tua professione, ai tuoi interessi, al tuo lavoro, alla tua carriera accademica, professore, cioè attengono molto anche a chi si occupa di economia e si è occupato di economia, come hai fatto tu per tutta la vita e continui a farlo. Da un punto di vista umanistico anche, perché naturalmente io voglio proporre una lettura esclusivamente non religiosa, ovviamente, perché non ne ho né le competenze né la fede, ma da un punto di vista esclusivamente laico, per questo anche l'ho trovata molto interessante, dell'enciclica di Leone XIV, che ripercorre tutta la dottrina sociale della Chiesa fin dagli inizi, no? Codificata convenzionalmente con la famosa enciclica del 1893 di Papa Leone XIII, la Rerum Novarum, no? Da lì in avanti la dottrina sociale della Chiesa entra nel pieno del dibattito sociopolitico del Novecento. Non sto a riassumerla, ma parto dalle parole che usa lo stesso pontefice, Leone XIV, e ripeto, io vorrei darne una lettura esclusivamente iperlaica, se possibile, e credo che sia possibile, perché si parla di questioni che attengono anche a chi non ha la fede, a chi non è cattolico, a chi non crede. Le parole da cui parte Papa Leone XIV sono quelle di un autore che anche per te, credo, professore, sia molto caro, perché lo hai citato spesso anche nei tuoi libri. Si tratta di Romano Guardini, presbitero, teologo, scrittore italiano, naturalizzato tedesco, nato a Verona. L'uomo moderno non è stato educato al retto uso della potenza. Questa è la frase da cui parte Leone XIV, che usa una metafora molto, secondo me, valida e potente all'inizio della sua enciclica, quella di Babele contro Gerusalemme. Cioè siamo davanti a uno scenario nel quale da scongiurare è la creazione di una Babele, soprattutto con il mondo dell'intelligenza artificiale e del digitale, nella quale nessuno capisce più nessuno, per superbia e per hubris umana. Dall'altra parte c'è invece il modello positivo di Gerusalemme ricostruita da Neemia, governatore, profeta, il quale, davanti alle rovine, ricostruisce la città di Gerusalemme mattone dopo mattone, con pazienza, con empirismo, calandosi nella realtà. Oggi siamo di fronte a una concentrazione di potere nel mondo digitale, intelligenza artificiale, nuovi scenari. E alla luce di questi nuovi scenari vengono recuperati i capisaldi della dottrina sociale della Chiesa, che sono però anche capisaldi della riflessione politica tout court e economica tout court, la dignità della persona, il bene comune, la destinazione universale dei beni, la sussidiarietà, la solidarietà, la giustizia sociale, che sono, diciamo, dei criteri per cercare di far sì, come scriveva Guardini, che l'uomo moderno si educhi al retto uso della potenza. Ti faccio solo una citazione perché ho già parlato troppo, ma ci sono diversi punti, naturalmente mezz'ora è poca, professore, ma io faccio una citazione e poi ti lascio subito la parola. Per il tuo punto di vista, il tuo punto di vista da economista su queste questioni. Disarmare l'intelligenza artificiale, scrive a un certo punto Leone XIV, significa sottrarla alla logica della competizione armata, la quale competizione oggi non è più solo militare, ma anche economica e cognitiva. È la corsa all'algoritmo più performante, alla banca dati più vasta, per consolidare un vantaggio geopolitico o commerciale su tutti gli altri. E allora disarmare l'intelligenza artificiale significa rompere questa equivalenza tra potenza tecnica e diritto di governare, sottrarla ai monopoli, renderla discutibile, contestabile e quindi abitabile, restituendola alla pluralità delle culture umane, al plurale, e delle forme di vita. Il compito oggi, scrive Leone XIV, non è solo etico o tecnico, è ecologico nel senso più radicale, perché chiama in causa una nuova dimensione della nostra casa comune,
L'intelligenza artificiale è già l'ambiente in cui siamo immersi e il potere con cui dobbiamo fare i conti. Perciò non basta regolarla, va disarmata e resa ospitale. Mi fermo qui perché credo che ci siano parecchi spunti già di riflessione, no, professore? E ti lascio la Buongiorno a parola. tutti. Sì, allora la tua presentazione è molto precisa e la posizione di Leone che io ho letto parzialmente, no? Non ho ancora avuto modo di leggerla completamente, ma il senso del suo messaggio è molto forte e come tu hai accennato, a me ricorda diciamo, quello che scrivevano i grandi sociologi, soprattutto teologi e filosofi. Hai citato Romano Guardini, e io proprio sul tema della tecnica e del potere della tecnica citerei sicuramente Emanuele Severino, che del tema della tecnica ha fatto un suo particolare passaggio importante nella sua filosofia. Il tema della tecnica, come lo affronta Guardini e anche Emanuele Severino, avviene dopo un processo. Guardini parla della fine dell'epoca moderna e il potere. No, la fine dell'epoca moderna è, diciamo, la fine di quell'epoca avviata con l'illuminismo, il Rinascimento, eccetera, dove l'uomo diventa importante e di fatto poi con le prime scoperte scientifiche. Che cosa succede? Che la tecnica dimostra di avere un potere determinante sulla vita dell'uomo, e le prime esperienze drammatiche sono state quelle della seconda guerra mondiale con Hiroshima e Nagasaki. Quindi la tecnica in quanto tale diventa una forma di padrona, no? L'uomo in sostanza, si domandano Guardini e Emanuele Severino, è padrone della tecnica, ma o è la tecnica padrona dell'uomo? Quindi la riflessione Per profonda. quello, professore, anche Papa Leone parla di disarmare questa nuova incarnazione della tecnica che è l'intelligenza artificiale, il mondo digitale, cioè non c'è niente di nuovo nella Infatti, sostanza, c'è di nuovo nelle forme, ma la sostanza quella è sempre, no? sì, quello che E il cita verbo disarmare è un verbo interessante. eh, eh, quello che cita Severino, no, cita Romano Guardini, è da una parte il Prometeo, no, che porta sulle spalle questo immenso potere o quello che ruba il fuoco agli dei per portarlo agli uomini, e così lo stesso Icaro, no, che sfida il sole e poi dopo viene gettato nelle orde, nell'acqua, insomma, no? Quindi c'è questa istanza nell'uomo di andare verso l'onnipotenza sostanzialmente. E qui c'è la tragedia greca, e quindi c'è il mito, la tragedia greca e quello che scrive Sofocle nell'Antigone, quando dice ci sono tante cose spaventevoli al mondo, ma nulla è più spaventevole dell'uomo. No? E quindi già allora si creava questa paura dell'uomo che sfida gli dei, prende il fuoco e lo porta agli uomini sostanzialmente. No? Quindi è il prendere dagli dei, cioè il prendere dalla natura un potere sulla natura che però diventa a suo modo devastante, perché la Quella che i natura greci ha una chiamavano sua. la hubris, no? È quella che i greci chiamavano la tracotanza dell'uomo rispetto alle leggi naturali, la hubris. La hubris, no? Quindi l'uomo si prende
porta nell'ambito della sua libertà delle leggi che nella natura sono vincolate da una razionalità finita. Quindi la domanda che ci si fa e che Leone fa a suo modo è: il progresso della tecnica non è automaticamente progresso, cioè è progresso nella misura in cui l'uomo, facciamoci questa domanda, l'aumento o l'evoluzione così rapida della tecnica che ci ha portato adesso a confrontarci con l'intelligenza artificiale ha generato allo stesso modo una consapevolezza nell'uomo del terribile effetto di un uso senza controllo della tecnica, cioè è un uomo poco umano o un uomo che ancora ha una sua dimensione di umano? E questo è il richiamo di Leone. Certamente la tecnica è qualcosa di è un mezzo, non è un fine, e quindi l'uso della tecnica oggi separa ancora di più una volta l'uomo dalla natura, no? E questo fa sì che l'uomo perda una sua posizione di naturalità, di, diciamo, quanto più cresce quanto più cresce la potenza dell'uomo, tanto più emigra dalla natura alla cultura. Ecco, tu c'hai scritto un Questo libro, significa... Professore, tu c'hai scritto un libro, Umano poco umano, lo ricordo volentieri, no? Riflessioni su Sì, moneta, finanza e macrousura, ma lì il centro della tua riflessione era quello sulla crisi antropologica, appunto, no? Ed è questo sì. il nodo. E nel momento in cui questa cultura diventa così pervasiva ed innalza l'uomo a una visione di dominio, e questo Sofocle dice: è spaventevole l'uomo, e quindi questa situazione ha generato una forma di potere che viene esercitato nei confronti degli altri uomini, nei confronti poi degli stati, e questo è il passaggio secondo me demoniaco, che avviene senza responsabilità. Cioè non ci sono delle responsabilità nello sviluppo di questa tecnica, e questo ha portato a una forma di concentrazione di potere, a una forma di oligopolio da parte di oligarchi, come si vede negli Stati Uniti, che hanno una connotazione di forte, e poi ce ne sono alcuni come Sì. Thiel che vantano esperienze o vogliono delle esperienze messianiche sostanzialmente. Ecco, ti No? fermo solo un attimo su questo punto, perché proprio su questo punto, no, Leone XIV spende parole interessanti, e parlo sempre da laico, sia ben chiaro, su questi concetti di transumanesimo e post-umanesimo che sono connaturati alle ultime evoluzioni dell'intelligenza artificiale, del mondo digitale, Peter Thiel e affini. No? Era uscito il manifesto di una delle più grandi società del settore tecnologico, che ha fatto discutere qualche settimana fa proprio in questa chiave di transumanesimo e post-umanesimo, cioè di ipertecnicizzazione della vita umana, anzi di sostituzione dell'uomo con robot dotati di intelligenza artificiale piuttosto che incarnazioni ultime della tecnologia, no? Il post-umanesimo. E tra l'altro, sempre dal punto di vista invece della riflessione economica, c'è un altro lungo capitolo dedicato agli effetti dell'innovazione in termini di disoccupazione, quando l'innovazione viene vista solo come riduzione dei costi e aumento dei profitti. Questo non ha a che fare solo con gli ultimi sviluppi tecnologici, ma è una questione che riguarda ogni tipo di innovazione, no? In più noi abbiamo uno scenario nel quale le nuove tecnologie e l'ambiente, diciamo, di intelligenza artificiale favoriscono le dipendenze e il controllo sociale, oltre che le schiavitù. Le schiavitù dei lavoratori digitali che sono dietro a questa filiera, che guadagnano 4 soldi
e che utilizzano i dati, fanno il lavoro sporco, sono sottopagati. Tanto che arriva un concetto antico, ma riletto in chiave moderna, il Papa. Questo l'ho trovato interessante. Il colonialismo. Ai nostri giorni, scrive Leone, mostra un volto inedito, perché il colonialismo non domina solo i corpi, ma si appropria dei dati e trasforma le vite personali in informazioni sfruttabili. Interi territori, e specialmente quelli con minore rilevanza geopolitica, vengono attraversati da una nuova logica di estrazione, l'estrazione di flussi sanitari, di profili epidemiologici, di mappe genetiche e di dati demografici. E queste sono le nuove terre rare del potere. Sono informazioni vitali che, una volta correlate, possono essere usate per addestrare modelli di predizione, guidare strategie di investimento, anticipare le crisi e selezionare chi e cosa conta. Chi per esempio possiede, scrive ancora Leone, i dati sanitari di intere popolazioni, oggi raccolti spesso sotto il segno dell'aiuto, della ricerca, dell'innovazione, cioè di tante balle, possiede in realtà una leva strutturale sul futuro, perché può modellare i bisogni e i mercati e può decidere prima degli altri a chi destinare i farmaci, gli investimenti, le protezioni. E qui si gioca una delle questioni morali più urgenti del nostro tempo. Trasformare la conoscenza condivisa in un bene comune, non in leva di dominio. Molto chiara qui la visione delle cose, no, professore? Ma è fondamentale questo passaggio. Ritorno a quello che ho detto prima, cioè il problema della tecnica è che separa l'uomo dalla natura, cioè il fatto, per esempio, e lo rende profondamente asettico. Cioè i giovani oggi sanno molto di più di quello che noi sapevamo una volta, perché con l'accesso al computer loro sanno molto di più di quello che noi sapevamo. Però in questo modo a loro manca una cosa fondamentale, l'esperienza diretta. Quindi l'uomo cresce con una dimensione di conoscenza, fra virgolette, non sperimentata personalmente. E questo crea un contesto o un soggetto profondamente asettico e indifferente ai problemi del mondo, quello che Hannah Arendt scriveva la banalità del male, per cui di fronte a situazioni riprovevoli, che siano i genocidi, che siano le uccisioni di bambini, esiste una sorta di passività latente, no? Quello che mi ha colpito, per esempio, in una retata che la polizia ha fatto nel New Jersey recentemente, è stata la scoperta di un traffico importante di organi umani, e quindi organi umani che sono venduti, poi il rene, eccetera, e sono 7 che si occupano di questo fatto, come le voci sono giunte anche in merito ai tanti palestinesi morti che sono stati ritrovati senza organi o privi di organi che non avevano più, e quindi dove sono andati a finire quegli organi lì. Quindi anche l'uomo in quanto tale diventa un oggetto di speculazione. Muori, il fegato non ti serve più, lo prendo, lo vendo a un maggior costo. Che è la stessa roba che avviene sui confini cinesi rispetto ad altre nazioni con la Cina e nazioni confinanti con la Cina, perché basta farsi una rassegna stampa su Asia News, il sito del PIME, per averne un'idea di quanto forti siano questi traffici, anche sul versante asiatico. E questo dà l'idea di quanto lo sviluppo della tecnica, delle possibilità abbia, fra virgolette, contribuito a una disumanizzazione dell'uomo, unitamente al fatto che in questa fase di cambio di storia, di cambio di modello culturale, il prevalente è quello del, fra virgolette, successo personale, del profitto personale. Professore, ti fermo non per stopparti, ma perché i minuti sono pochi e perché voglio sottoporti a questo proposito, proprio a proposito di quello che stai dicendo adesso, un altro paio di passaggi
se sei d'accordo io ti butto là alcune cose che mi hanno colpito e poi ti do qualche minuto per commentarle. Chiudendo oggi con un brano musicale, poi spiegheremo il perché, mandiamo alle 10.57 un brano musicale secondo me bellissimo. Comunque, a proposito di questa sproporzione, il testo dell'enciclica richiama anche i concetti di guerra e propaganda, no? Partendo da un fatto: il multilateralismo è andato in crisi e si afferma una cultura della potenza. Lo vediamo anche su scenari macro politici, macro di geopolitica mondiale, no? Ne abbiamo parlato settimana scorsa. America versus Cina. La cultura della potenza è non più gli enti multilaterali, ma due potenze fondamentalmente. In questo scenario di guerra e di potenza, la propaganda diventa più facile col digitale e l'intelligenza artificiale e la guerra non viene solo combattuta, ma anche preparata culturalmente attraverso narrazioni semplificanti, la vecchia logica dell'amico-nemico portata al massimo grado, la disinformazione, la paura. E diventa così più facile presentare la violenza come necessaria, inevitabile o addirittura pulita. Le guerre diventano sempre più asimmetriche e ibride e vengono combattute anche sul terreno economico, finanziario, informatico, con l'uso di disinformazioni e di campagne che alimentano paura per influenzare l'opinione pubblica. E a questo punto il Papa farà contenta Giorgia Meloni perché cita Tolkien, no? Cita lo scrittore Tolkien che in uno dei suoi romanzi fa dire a un suo protagonista: qual è la nostra responsabilità di esseri umani? Non tocca a noi, scrive Tolkien, dominare tutte le maree del mondo. Il nostro compito è di fare il possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo, sradicando il male dai campi che noi conosciamo, al fine di lasciare a coloro che verranno dopo una terra sana e pulita da coltivare. Ti lascio un breve commento e poi ci avviamo verso la conclusione musicale e poi diciamo il perché, tra un paio di minuti. Vabbè, qui ritorniamo a quello che adesso sta diventando estremamente di moda, il concetto di sostenibilità, no? La definizione di sostenibilità è sostanzialmente quella di creare un sistema tale per cui noi lasciamo a quelli che vengono le condizioni per poter fare quello che loro potranno fare per il meglio, cioè sostanzialmente non possiamo depredare, no? Le generazioni future sostanzialmente mangiando il vitello nella pancia della vacca. Quindi quello che si dice è questo, cioè tu devi sostanzialmente, il compito della sostenibilità è creare un sistema che non è soltanto, attenzione, mantenere un sistema di risorse, ma mantenere un sistema di risorse e una responsabilità nella gestione delle risorse stesse. Oggi la responsabilità non c'è, cioè siamo in un mondo in cui non esiste responsabilità, cioè se un fondo finanziario che è un altro aspetto, a quel paese uno Stato non ha responsabilità, cioè siamo in un sistema ed è senza responsabilità. È un altro punto sul quale proprio si riflette l'attenzione di Leone XIV. Io voglio citare un'ultima frase, poi sentiamo il brano e lo introduco. Mi scuso un po' con te perché ti ho forse un po' sacrificato, ma ho preferito anche citare alcuni passaggi perché li trovo stimolanti. Per esempio questo che conclude la nostra conversazione stamani. La dignità di ciascuno di noi si riconosce anche nella capacità di riflettere criticamente, di scegliere e di amare gratuitamente, di entrare in relazioni autentiche. Nessun sistema di calcolo, anche sofisticato, genera un cuore che si consegna, né una coscienza che discerne il bene. Anche quando le macchine eccellono nell'efficienza, il centro della storia rimane un volto umano che chiede di essere guardato e questo volto è la pienezza verso cui cammina la storia. Questo io lo leggo in maniera estremamente laica, ripeto, e lo voglio leggere in maniera molto laica, perché è possibile anche questa lettura. Certo che il Papa poi conclude con un richiamo al Magnificat, e a questo proposito io chiedo a Simone in regia di metterci questo brano, che ho scelto per chiudere, professore, la nostra conversazione. È una bellissima versione. Anima mea Domini. Sì, è una bellissima versione cantata da Mina, è scritta da un musicista che è anche un sacerdote, un monsignore, un direttore di coro contemporaneo, Marco Frisina. Per cui ce l'ascoltiamo
E io ti ringrazio, professore, grazie ancora una volta. No, grazie a voi, è stata una trasmissione, diciamo, umana. No? Ecco. E sentiamo questa musica divina, umana. invece. È molto umana. Spiritus meu in Deo saluta meo magnificat quia respexit humilitate ancille sueecenim exat beatam medicent omnes generationes magnificat anima mea magnificat Dominum et exultavit Spiritus meus in Deo saluta meo magnificat